cardiaco in culla nella Marca, un bimbo di appena 3 mesi ricoverato in condizioni disperate è accaduto nella notte a Montebelluna, dove meno di un mese fa era morta la piccola Sofia di 4 mesi. Nel pomeriggio l'esame autoptico sul bimbo di 11 mesi di paese morto durante il sonnellino pomeridiano all'asilo, escluso il rigurgito, nessun elemento farebbe pensare a qualcosa di diverso dalla morte bianca. Strage del bus a Mestre, identificate tutte le 21 vittime, tra queste anche un'intera famiglia distrutta, papà, mamma e figlie di 8 e 13 anni, concesso nulla osta per il rimpatrio delle salme. L'inchiesta in queste ore, l'autopsia sul corpo dell'autista di Vazzola Alberto Rizzotto, il procuratore Cherchi, non abbiamo alcun elemento per trarre conclusione sul Garrey. Stava rientrando a casa da lavoro quando è stato aggredito da un gruppetto di giovanissimi a Rialto, vittima un 23enne di Vogliano che lavora in un locale del centro storico di Venezia. Alla finale di Tallinn, Estonia, Treviso conquista l'European Green Leaf 2023, premia la città più sostenibile del continente. Il sindaco Conte: non è un traguardo, ma il primo passo. Il ritorno delle spoglie mortali di Papa Pio X, attesa quasi finita. Domani l'urna arriverà a Treviso, il giorno dopo la messa solenne in Duomo, il trasferimento a Riese, eventi che Antenna 3 vi racconterà in diretta. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Cronaca in apertura di questa edizione nel notiziario. Continuiamo a parlare di bambini che hanno degli arresti cardiaci in tenerissima età. Un arresto cardiaco in culla nella Marca. Un bimbo di appena 3 mesi è ricoverato in condizioni molto critiche all'ospedale di Verona. È stato trasferito dall'ospedale di Montebelluna, dove è arrivato questa notte. È ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Verona il bimbo di 3 mesi colto da arresto cardiaco nella notte a Montebelluna. Ad accorgersi del malore e a chiamare i soccorsi sono stati i familiari del piccino. I sanitari del 118, subito giunti nell'abitazione della famiglia, hanno rianimato il bambino sul posto ed il suo cuoricino ha ricominciato a battere. Il bimbo è stato quindi trasportato con l'elicottero all'ospedale Cafoncello e poi sempre con l'elisoccorso a Verona. Ed ora è l'intera comunità di Montebelluna a stringersi ai genitori e a pregare per il bimbo. Comunità montebellunese già profondamente colpita dall'improvvisa scomparsa 3 settimane fa della piccola Sofia, la bimba di 4 mesi, trovata cianotica in culla e poi deceduta all'ospedale di Treviso. Il pensiero di tutti ora va ai genitori del piccino ricoverato a Verona. Nel pomeriggio invece è stata eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo Alessandro Izzi, il bimbo di 11 mesi morto nel lettino dell'asilo nido Raggio di Luna di Porcelengo durante il riposino pomeridiano. L'esame eseguito dal dottor Alberto Furlanetto, coadiuvato dalla dottoressa Diana Sacchi, esperta in malattie pediatriche, non ha rilevato alcun segno macroscopico che spieghi il decesso del bimbo, nessun rigurgito né anomalie. Saranno quindi necessarie ulteriori indagini che verranno effettuate in collaborazione con l'Università di Padova, dove c'è il centro specializzato nelle cosiddette morti bianche. La strage di Mestre, tutte e 21 le vittime sono state identificate, tra queste c'è un'intera famiglia di rumeni trasferitasi da diversi anni in Germania. Intanto le condizioni di Marco, il giovane neosposo croato che ha perso la moglie, migliorano, è stato trasferito dalla terapia intensiva alla chirurgia. Mamma, papà e 2 bambine, 8 e 13 anni, Mirce, Michaela, Aurora e Giorgiana, Ogrezzanu, le bambine. La tragedia del pullman di Mestre, precipitato dal cavalcavia, ha spazzato via un'intera famiglia. Rumeni, ma da tanti anni emigrati in Germania, dove avevano residenza per cercare una vita migliore. Ora dopo ora si ricompone il puzzle delle storie dell'incidente del 3 di ottobre, dai nomi registrati al camping ai primi contatti con le ambasciate. Sono state le autorità diplomatiche romene a prendere contatto con quelle italiane, non tedeschi dunque, ma rumeni. Di quella famiglia oggi non resta più nulla. La tragedia della morte che si mischia a quella della vita. Marco, neosposo a 25 anni, non vedrà mai il figlio che Antonella portava in grembo e che nello schianto del mezzo a terra è morto con lei. Un futuro come quello che Lucie, giovane ventenne tedesca, studentessa di ingegneria dei sistemi a Strasburgo, aveva sognato con Siddhartha, 28 anni, 2 lauree in tasca, biologia e psicologia, stava studiando ingegneria informatica. A Treviso migliorano le condizioni di 2 fratellini, la piccola Emilia Berger ha solo 3 anni, al suo rientro a casa non troverà mamma Anne Ellen, lei non ce l'ha fatta. È stato il papà Walter, ora intubato in ospedale, a proteggerla dal colpo prima, dal fuoco poi. Chi ha perso il papà è invece la piccola
Anastasia, che sta lottando in queste ore al centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Padova. Mamma Caterina è intubata, diverse fratture, ma ce la farà. C'è la famiglia ucraina Morozova, che ha perso la figlia, il tedesco 28enne che ha perso il figlio e la compagna, gli ucraini che hanno perso 2 familiari. A tutti, tranne la coppia di spagnoli ricoverati tra Padova e Treviso, la tragedia di Mestre ha strappato un familiare. Per tutti la vita non potrà più essere la stessa. Anche per questo il sostegno psicologico che ha assicurato loro H24 è stato immediatamente attivato. L'obiettivo è questo, di cercare di ridare la pensabilità e la possibilità di una continuità esistenziale dopo un evento di questo tipo. Si parla spesso di continuità assistenziale. L'intervento psicologico in queste situazioni cerca di dare una continuità esistenziale, la possibilità di pensarsi in un futuro possibile e necessario, nonostante la situazione disperata e disperante in cui ci si può sentire in quel momento. Vi aggiorniamo ora sulle condizioni di salute dei feriti della tragedia. Sentiamo. La situazione è sempre critica, è sempre molto grave, quindi una prognosi riservata. Però insomma il fatto di poter sviluppare il percorso di cura dal nostro punto di vista è un segnale che ci dà qualche piccola speranza. Un piccolo filo di speranza per la piccola ucraina di 4 anni ricoverata in terapia intensiva a Padova, la ferita più grave della tragedia del bus precipitato a Mestre. Le sue condizioni restano comunque gravissime e la prognosi è riservata. Siamo ancora all'interno di una fase molto acuta. L'equipe, quindi le equip chirurgiche e noi intensivisti, insomma stiamo facendo il possibile per mantenere e stabilizzare le funzioni vitali della bambina. Seguita 24 ore su 24 dalle infermiere e dai medici che non la lasciano solo un istante, la piccola, oltre ad ustioni estese e profonde, ha traumi da schiacciamento. Un quadro clinico simile a quello delle altre 2 donne, una 29enne ucraina e una 52enne spagnola, ricoverate in terapia intensiva a Padova e seguite dal centro Grandi Ustionati. Sono ustioni impegnative per la loro estensione e quindi richiedono dei trattamenti importanti, frequenti, anche soprattutto appunto chirurgici. Oltre al danno diretto da ustioni ci sono anche degli effetti dovuti al trauma da caduta. Il percorso chirurgico però è già iniziato. Sì, è iniziato il percorso chirurgico e procediamo contemporaneamente nella stabilizzazione e nella gestione delle funzioni vitali e nel trattamento chirurgico. Negli altri ospedali veneti ci sono gli altri 12 feriti. A Milano migliorano le condizioni del 28enne croato che ha perso la moglie incinta, così come ad Olo è uscita dalla terapia intensiva la 24enne studentessa francese che invece ha perso il fidanzato tedesco. All'ospedale All'Angelo di Mestre restano ricoverati 5 pazienti, 3 ucraini di 43, 40 e 39 anni, 2 tedeschi di 27 e 28 anni, uno in condizioni critiche, gli altri 4 sono in via di miglioramento. Al Cafoncello di Treviso restano ricoverati 2 fratellini tedeschi di 4 e 13 anni insieme al loro papà di 33 anni, un 50enne spagnolo, marito della donna ricoverata a Padova, e la mamma della piccola ucraina, sempre ricoverata a Padova. Al Cafoncello è arrivata ieri una delegazione organizzata dall'ambasciata tedesca per capire come stanno i 2 fratellini e il papà ricoverati. È una presenza continua di autorità straniere e familiari del Cafoncello di Treviso per i feriti dello schianto del cavalcavia di Mestre. Ieri il passaggio della delegazione organizzata direttamente dall'ambasciata tedesca a Roma ai fratellini di 4 e 13 anni rimasti orfani della mamma deceduta all'interno del bus. Ha voluto appunto conoscere le condizioni degli assistiti che noi abbiamo, gli assistiti, i ragazzi della Germania. Si è informato, ha dato la sua massima disponibilità ad aiutare per quello che serviva e ci ha ringraziato soprattutto il nostro personale che è stato straordinario perché è riuscito ovviamente a dare una risposta immediata dal punto di vista sanitario. Delegazione che è in stretto contatto con i sanitari anche per il 33enne papà in condizioni stabili ma ancora incoscienti in terapia intensiva nell'ospedale trevigiano. Sono arrivati altri parenti, conoscenti, ambasciate per gli altri ricoverati? Guardi, ci riferisce la questura che dovrebbero arrivare anche l'ambasciatore spagnolo e i parenti, e quindi noi abbiamo messo a disposizione ovviamente la direzione medica, i nostri responsabili di unità operativa e lo psicologo che può servire per supportare le persone che arriveranno. Direttore che sulla presunta iniziativa di raccolta vestiario per i 2 piccoli ricoverati sottolinea con forza:
chiedo a tutti di non, lo so che la cosa può sembrare, ecco, come dire, mi do da fare per qualcuno che ha bisogno, però credeteci, abbiamo dato già come ospedale, come regione, la massima disponibilità a dare risposte di qualsiasi tipo per i minori e anche per i ricoverati, per cui assolutamente evitate di fare questi messaggi che creano solo confusione, perché la situazione è sotto controllo e stiamo rispondendo a qualsiasi tipo di esigenza. Ho visto il retrotreno del mezzo alzarsi davanti a me e poi precipitare. Chi parla è l'autista dell'autobus che era fermo al semaforo. Io sono quello del video dell'incidente fermo al semaforo, una testimonianza raccolta da pomeriggio 5 su Canale 5, il conducente del mezzo affiancato al pullman di turisti. Le sue parole: il pullman, dice, correva ad una velocità ragionevole per quel tratto di strada, era sulla sua traiettoria e mi sembrava avere un moto costante. L'uomo ha riferito inoltre di aver visto sulla parete posteriore a sinistra del fumo o qualcosa di simile provenire proprio dal mezzo. E come abbiamo detto, sono state identificate tutte le vittime ed è stata disposta la perizia su quel famoso buco del Garrey. Allora sentiamo le parole del procuratore Cerchi. L'autopsia è stata disposta, verrà fatta tra oggi e domani, i risultati non saranno immediati perché sono necessari esami di laboratorio e quindi appena si saprà qualcosa di definitivo e di chiaro, senz'altro su questa cosa verrà data opportuna comunicazione. In attesa dunque dell'esito autoptico sul corpo dell'autista quarantenne Alberto Rizzotto sono state identificate le vittime del tragico incidente avvenuto mercoledì sera sul cavalcavia di Mestre, 21 i morti, 15 i feriti. Le vittime sono state tutte identificate a stamattina, quindi a poche ore fa, e quindi per quanto ci riguarda abbiamo restituito le salme alle famiglie e quindi alle autorità amministrative che si occuperanno del rimpatrio. Questa era la priorità, ha ribadito Cerchi. Ora si pensa alle scatole nere, soprattutto a quel buco sul guardrail che sarà esaminato non appena si troveranno i tecnici idonei, dice. È sempre sotto sequestro, stiamo valutando l'ipotesi di fare una consulenza per valutare come era la situazione di fatto. Intanto, tra chi conosce bene gli autobus, la strada e soprattutto Rizzotto, definito scrupoloso e competente, sorgono dubbi sul fatto che prima di precipitare potrebbe aver incontrato un ostacolo sulla sua strada e proprio per evitarlo avrebbe sterzato. Un ostacolo luminoso, dice qualcuno, come questo. Nel frattempo, gli inquirenti continuano a cercare di reperire informazioni dai feriti. Il problema è la situazione fisica e soggettiva in cui si trovano gran parte di quelli che sono ancora negli ospedali del Veneto. Sono situazioni molto gravi, ripeto, sia da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista psicologico, quindi dobbiamo valutare anche con un po' di equilibrio umano, prima ancora che giuridico, come sentirli, se sentirli e quando sentirli. Andiamo ora a Tezze di Vazzola, dove amici e parenti fanno quadrato attorno alla famiglia di Alberto Rizzotto, l'autista dell'autobus precipitato. Oggi nel pomeriggio l'autopsia è il primo atto per far tornare a casa la salma di Alberto. No, vi prego. Non è la voce di mamma Maria Adele Roma a parlare dall'uscio della villetta di Via Zacchi. La donna è troppo provata. Insieme al marito Luigi hanno perso un figlio. Sono i genitori di Alberto Rizzotto, l'autista che guidava il pullman che la sera del 3 di ottobre è precipitato dal cavalcavia di Mestre trascinando con sé tutti i passeggeri. È la 21esima vittima, il loro figlio, di questa tragedia immane che attende con ansia di avere una risposta. E proprio nel pomeriggio è stata fissata l'autopsia sul corpo di Alberto. L'esame autoptico affidato all'Istituto di Medicina Legale di Padova potrebbe restituire risposte decisive sulla dinamica del disastro, chiarire se l'uomo sia stato colto o meno da un malore improvviso costringendolo a perdere il controllo del mezzo, poi precipitato. La famiglia da ieri è protetta da una rete che sta filtrando ogni contatto con l'esterno. Questa mattina la visita di un carabiniere giunto con l'auto privata. È una cosa che riguarda la famiglia, grazie. Vi saluto. Anche gli amici più stretti stanno attendendo il momento opportuno per far visita alla famiglia. Tutti nel quartiere hanno scelto di rispettare il silenzio voluto da Maria Adele e Luigi, come la vicina e santola di Alberto, la signora Maria Maddalena. No, guardi, non ho niente da dire.
Alberto era attivo nella comunità a fianco della Pro Loco di San Gregorio di Tezze e nel gruppo Tamburi della Dama Castellana. L'esame autoptico, una volta eseguito, permetterà anche ai genitori di poter dare l'ultimo saluto al figlio. La celebrazione avverrà con tutta probabilità qui nella chiesa parrocchiale di Tezze di Vazzola. Ad officiarla Don Alberto Basso, che oggi si è messo in contatto con la famiglia. A San Biagio questa mattina è stata presentata l'associazione Resistere, che fa capo all'ex sindaco di Santa Lucia Riccardo Szumski, noto per le sue posizioni contro i vaccini, tanto da lanciare una provocazione sul disastro del cavalcavia di Mestre. Io credo che sia giusto a queste persone che sono state obbligate, che fanno un lavoro in cui è in gioco la vita altrui, che il sistema sanitario preveda un accertamento cardiologico importante. Monitorare costantemente i conducenti dei mezzi pubblici che si sono vaccinati col Covid. Questa è la richiesta provocatoria che Riccardo Szumski lancia all'assessore regionale alla sanità Manuela Lazzarin, richiamando alcuni studi clinici. Autorevoli studi internazionali che cominciano a essere pubblicati dimostrano che ci sono delle conseguenze a livello cardiologico, magari silenti perché non se ne accorge, non vengono indagate, che fanno un danno che poi improvvisamente porta al malore improvviso. Che secondo Szumski potrebbe essere anche la causa del disastro di Mestre e che l'autopsia sul corpo di Alberto Rizzotto potrebbe confermare. L'autopsia bisogna vedere come viene fatta, se è un'autopsia politica o un'autopsia a 360 gradi. Un'autopsia ben fatta con dei test istochimici, quindi conservando in maniera adeguata i pezzi del cuore, parliamo di cuore piuttosto che di arterie, spiegherebbe qualcosa, aiuterebbe, magari smentirebbe questa, ma avremo qualche preoccupazione in meno tutti quanti. Caso toccato durante la presentazione a San Biagio dell'associazione Resistere, che punta a diventare un movimento politico. Noi vogliamo essere una cosa dinamica in cui siamo tutti pari, poi uno fa il portavoce, ma porta avanti delle idee che siano condivise da tantissima gente. Non un partito quindi, anche se l'obiettivo è la regione nel 2025. Sì, l'abbiamo dichiarato che è quello delle regionali, però è tutto un movimento in cammino, nel senso che da adesso alle regionali non faremo solamente delle iniziative politiche, ma cercheremo di costruire rete e stare tutti quanti assieme con la volontà di arrivare alle regionali, perché comunque crediamo che ci sia la necessità, ed è realmente la gente che ce lo chiede, di avere un'alternativa. Ancora cronaca, stava rientrando a casa da lavoro quando è stato aggredito da un gruppetto di ragazzi nei pressi di Rialto. La vittima è una giovane di 23 anni, residente a Mogliano, che lavora in un locale del centro storico del capoluogo lagunare. Terminato il turno, il 23enne si è avviato a piedi verso Piazzale Roma, ma nei pressi di Rialto è stato affrontato da una baby gang, colpito con 2 pugni al volto. Fortunatamente è riuscito a divincolarsi e scappare. Oggi il giovane si è recato dai carabinieri per presentare denuncia contro ignoti. Non è il primo caso che avviene nella zona. La questura chiude per 10 giorni un locale. Siamo nel quartiere di Sant'Angelo a Treviso, litigi e schiamazzi a tutte le ore fra i clienti, molti pregiudicati. Casino, paura, questi andavano a fare la pipì, la cacca davanti alle porte del condominio. Residenti e cittadini di via Sant'Angelo potranno tirare un sospiro di sollievo, perché per 10 giorni il locale K&Q dovrà rimanere chiuso, sospesa la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande del locale, secondo il provvedimento deciso dal questore Manuela De Bernardin, in seguito ai numerosi interventi da parte della polizia su sollecitazione dei residenti, esasperati dai clienti che disturbano a tutte le ore, spesso ubriachi e molesti. Il ristorante etnico gestito da alcuni cittadini africani era già finito nel mirino della divisione amministrativa della questura lo scorso mese di gennaio, con una prima chiusura dovuta principalmente a problemi igienici. Nonostante il primo intervento, le urla e gli schiamazzi non erano mai cessati. Sabato sono andati avanti fino all'1:30, quindi a un certo punto è un disturbo continuo. Sabato hanno litigato, erano qua in mezzo alla strada, la gente non passava più. Quando c'è tutto sto casino, ci sono le camere da letto dietro e non si dorme. Dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine è stato accertato che il locale era divenuto anche punto di ritrovo di numerosi pregiudicati, circostanza che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Nonostante tutto, per un parente del gestore, la chiusura è una decisione troppo severa. È difficile perché io paghi affitto, paghi luce, paghi gas
Io ce l'hai 3 bambini, chiudi va per 10 giorni per niente, non è colpa di mia. E siamo alla finale di Tallinn, andiamo in Estonia. Treviso ha conquistato l'European Green Leaf 2023, è la città più sostenibile. Vediamo. I'm happy to announce as the winners of the European Green Leaf for the year 2025, the city Treviso. la mia squadra, i partner che ci hanno aiutato a costruire una città sempre più sostenibile, ma soprattutto ringrazio la mia comunità che è la vera protagonista di questo cambiamento. Questo per noi non è un traguardo, ma è un punto di partenza, ma soprattutto è una grande responsabilità nei confronti delle future generazioni con le quali ci impegniamo a costruire una città sempre più accogliente, inclusiva e sostenibile. Pochi secondi e tra poco. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dall'olio per la lampada votiva di San Francesco d'Assisi e dall'impegno che è stato preso dal Comune di Treviso nel giorno dedicato al santo nella chiesa a lui dedicata. Una devozione che ogni anno vedrà coinvolti anche i comuni attorno al capoluogo benedetti dal vescovo Michele Tommasi. Atroce incidente a Mestre, la vita quotidiana che viene spezzata, ma quante altre occasioni ci sono di fatica, di dolore, di malattia, di prova nella vita. Anche il vescovo di Treviso ha portato la sua riflessione sulla strage di Mestre nel corso della celebrazione nella chiesa di San Francesco del giorno dedicato al Santo di Assisi. Monsignor Tommasi ha sottolineato che solo con la fede si riescono a superare prove terribili come questa. Un pensiero alle vittime e ai feriti che è stato anticipato dal padre guardiano del convento trevigiano. Ci affidiamo al nostro santo, a San Francesco, che onoriamo in questa liturgia, che vogliamo sia un esempio per tutti noi di vivere il Vangelo in profondità, e ci sentiamo anche in comunione, direi quasi immediata e profonda, con tutte le persone colpite dalla tragedia di Mestre di ieri sera. Una celebrazione che ha segnato anche l'inizio dell'impegno devozionale di Treviso e di altri comuni della cintura urbana a San Francesco, come già avviene da tempo ad Assisi. Inizia questa sera questa tradizione il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso, con lui i sindaci della cintura di Treviso, che sono i sindaci di Carbonera, di Casier, di Paese, di Ponzano Veneto, di Preganziol, di Quinto di Treviso, di Silea, di Villorba, di Zero Branco. L'offerta per un anno dell'olio per la lampada votiva è stata benedetta dal vescovo e posta davanti all'altare del santo dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto. Un atto non solo di fede ma anche di stimolo per le nostre comunità. Bisogna che questa società sia presente e accolga e raccolga e sia provocata anche dal messaggio di San Francesco. Quindi coinvolgere le istituzioni, in particolare i primi cittadini, ci è sembrato un modo molto efficace per far sentire la presenza di San Francesco nella nostra società. Invece è previsto per domani l'arrivo delle spoglie di Papa Pio X a Treviso, in programma molte celebrazioni e iniziative in sua memoria nei prossimi giorni.
Grande attesa alla vigilia dell'arrivo di Papa Pio X in occasione dei 120 anni dalle elezioni al soglio pontificio. Le sue spoglie verranno accolte domani in Duomo a Treviso alle 15 a seguito della Peregrinatio Corporis direttamente dalla Basilica di San Pietro. Sono previste modifiche alla viabilità e restrizioni in tutta l'area di Piazza Duomo, coinvolte anche Borgo Cavour e Viale d'Alviano. Nella giornata di sabato verrà celebrata la Santa Messa del Patriarca Francesco Moraglia, con la presenza dei vescovi del Triveneto, e sarà trasmessa in diretta su Antenna 3 a partire dalle 10:30. Nel pomeriggio le sue spoglie saranno condotte a Riese nel santuario della Madonna delle Cendrole. Una giornata, quella di sabato, che si concluderà con la veglia dei giovani della diocesi nel santuario, in presenza del vescovo di Treviso Michele Tomasi, e che sarà trasmessa in diretta dalle 21:15. Da domenica 7 a sabato 14 inizierà la settimana in cui per chiunque sarà possibile far visita al Pontefice. È prevista anche una fiaccolata lungo il sentiero che porta il suo nome martedì 10 ottobre. Un altro momento di emozione che vi trasmetteremo in diretta sempre dalle 21:15. E sono passati 60 anni dalla notte del 9 ottobre 1963, quando si è consumata la tragedia del Vajont. Oltre 2000 persone hanno perso la vita. Anche quest'anno Antena 3 ha deciso di ricordare il disastro che ha segnato non solo il Veneto, ma l'intera nazione, con una serie di appuntamenti a partire da domenica 8 ottobre con il documentario L'eco del fango. A seguire lunedì 9 in diretta dalle 8:45 seguirà la messa in suffragio delle vittime dalla chiesa parrocchiale di Erto e l'omaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al cimitero di Fortogna. Per concludere, alle 21:15 andrà in onda una puntata speciale di Ring con le testimonianze dei sopravvissuti in diretta dalla diga del Vajont. Ora andiamo a vedere insieme le notizie di Belluno e provincia. E partiamo proprio dal Vajont, perché la prima sentenza istruttoria sul disastro è stata pubblicata integralmente in un volume edito a 60 anni dal 9 di ottobre, curato dal professor Maurizio Rebenschak e da Silvia Micellanio ed Enrico Bacchetti. Il volume rende onore alla determinazione del giudice Mario Fabbri e dà voce a chi non ne ha avuta né prima né dopo la sciagura. Senza Mario Fabbri il processo del Vajont non sarebbe stato fatto, senza il giudice Fabbri, senza l'uomo Fabbri sicuramente le cose sarebbero andate diversamente da come lui ebbe il coraggio, la forza, la tenacia, la competenza di impostarle. L'incipit del professor Maurizio Rebenschak, che firma con Silvia Micellaneo e Enrico Bacchetti il volume Vajont, la prima sentenza, è già sintesi dello straordinario impegno profuso a 60 anni dal 9 ottobre 1963. Al centro del libro la trascrizione integrale della documentazione processuale della sentenza istruttoria con la quale Fabbri nel febbraio del 1968 rinviava a giudizio 11 imputati. È un libro che coglie i momenti, il prima, il durante e il dopo la vicenda. Il dopo, sulla quale tutta l'istruttoria centrò intorno a un punto chiave, che fu quello delle ragioni, dei motivi perché la frana cadde e provocando quel disastro terribile dell'inondazione che causò 1910 morti. Una sentenza iscritta dall'UNESCO nel programma Memoria del Mondo, che ha fatto giurisprudenza, che testimonia il lavoro scrupoloso e ostinato sulla storia della diga e della frana, schema paradigmatico della commissione di interessi a sfregio dei territori. È stato un lavoro lungo quello della digitalizzazione, è durato circa 3 anni perché si tratta di riprodurre circa 250 faldoni di documentazione per un totale di 160.000 oggetti digitali che entro l'anno dovrebbero essere resi visibili in rete attraverso una piattaforma della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura. Il volume presentato oggi a Belluno è stato promosso dall'ISBRE, Capofila, Archivio di Stato di Belluno, Associazione Tina Merlin, Fondazione Vajont e Ampi Belluno. Presente Antonella Fabbri, figlia del giudice Mario Fabbri, scomparso nel 2019, testimone di un incontro fra il padre e il giudice Falcone a Venezia. Noi ci troviamo invece adesso con la consapevolezza che quel grazie che Falcone disse a mio padre aprì la strada a tanti altri processi e a tante altre attività che oggi, come ha detto benissimo Rebenschak e tutti gli altri relatori, hanno fatto giurisprudenza.
Continuano intanto le azioni concrete per potenziare la sanità territoriale. Di oggi la notizia è che tutta l'ULSS Dolomiti, ad eccezione di Belluno e di Feltre, è stata riconosciuta come zona disagiata per i medici di medicina generale. Vuol dire che l'ULSS ha stabilito un ulteriore riconoscimento per i medici di base che operano in tutti i comuni della provincia. L'investimento complessivo è di 721.000 euro aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato lo scorso marzo per le zone disagiatissime. A premere sull'acceleratore il commissario Giuseppe Dalben. Spero che questo ulteriore incentivo che riconosce i maggiori costi che si devono affrontare in montagna per erogare servizi possa essere da stimolo concreto anche per i nuovi professionisti a scegliere le Dolomiti per vivere e lavorare a servizio di queste comunità, ha dichiarato Dalben. FIM, CISL, FIOM, CGL assieme alla RSU dello stabilimento Idro di Feltre insorgono alla notizia dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per i 9 dipendenti della consorella di Ornago in provincia di Monza, Brianza. Dopo lo stato di agitazione proclamato lo scorso aprile per il taglio di 7 contratti di somministrazione a Feltre, la misura è colma per le organizzazioni sindacali di categoria che hanno deciso di proclamare in solidarietà con i colleghi di Ornago 2 ore di sciopero al fine di ogni turno per la giornata di domani 6 ottobre. Le lavoratrici e i lavoratori non sono costi da tagliare ma risorse, scrivono in un comunicato FIM e FIOM, che ritengono grave e inaccettabile la decisione dell'azienda. E c'è attesa per la prima domani pomeriggio a Belluno della rassegna Oltre le vette, nel calendario 40 eventi tra alpinismo, arte, letteratura, spettacolo e scienza. Metafore, uomini, luoghi, la sintesi di Oltre le vette, uno dei festival più longevi del panorama italiano dedicato alla montagna, è entrato di diritto tra gli eventi autunnali più attesi. L'inaugurazione domani pomeriggio a Palazzo Bembo, che fino al 15 ottobre sarà sede principale degli appuntamenti fissati in un calendario ricchissimo di spunti di riflessione sul rapporto tra l'uomo e le terre alte, spaziando dall'alpinismo all'arte, dalla letteratura alla geologia, dallo sport all'ambiente. Oltre le vette è un incontro di persone che amano la montagna, che vogliono frequentarla, e quindi per noi è un momento molto interessante per portare avanti questo aspetto, questa attività. Tra gli ospiti più attesi Hervé Barmas, l'alpinista e scrittore che torna a Belluno dopo 11 anni per partecipare a una serata evento organizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano di Belluno. Prima di lui a calcare il palco del comunale arriveranno Alessandro Baù, Marco, Albino, Ferrari. Un'edizione quest'anno ricca di questi contenuti e ogni anno sa rinnovarsi portando sempre cose nuove, quindi noi siamo ben felici come amministrazione di collaborare. L'edizione numero 27 di Oltre le vette sarà occasione per celebrare i primi 30 anni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Nel ruolo di scrittore in residenza quest'anno ci sarà Enrico Camanni. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione consigliata online. Ci fermiamo, questa è la nostra ultima notizia, siamo come sempre in chiusura alle previsioni del tempo, vi auguro una buona serata e un proseguimento in compagnia di Antena 3. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si rafforza ulteriormente sul nostro territorio. Il tempo si mantiene buono, una sorta di estate nel cuore dell'autunno. Vediamo il dettaglio dunque di venerdì 6 ottobre. Sul Veneto in questa giornata prevarrà il sole, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con delle nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge. Temperature oltre la media stagionale, minime sui 10-16 gradi, massime tra 22 e 27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà ampiamente soleggiato con cielo sereno, poi in giornata poco nuvoloso. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo ben poche novità. Anche in questo caso sarà piuttosto soleggiato, con alcune nubi in transito e con temperature piuttosto miti per il periodo. Minime infatti comprese tra 12 e 13 gradi, massime sui 25-26 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.